allora stiamo a parlare con i nostri ospiti. Ricordo Emanuele Prataviera, segretario Lega Nord Veneto Orientale. Allora insomma una battuta anzitutto a Prataviera relativamente a questo Ramadan di Resana, dove comunque un'amministrazione leghista e diciamo una comunità islamica sono riuscite a trovare un punto di sintesi, mi sembra positivo. Ma, non vedo dove sia poi questo grande scalpore, nel senso che le posizioni abbastanza dure e forti della Lega sono solamente e soprattutto a favore della legalità e a preservare la legalità, quindi noi non ce l'abbiamo con chi crede in una maniera diversa. Un padano, tra virgolette, può essere anche islamico. Cioè, la cosa interessante da sottolineare è che noi difendiamo appunto la legalità e condanniamo quella che io avevo definito un mese fa la mafia islamica, che è una forma di sfruttamento di chi non ha il permesso di soggiorno e così via da parte degli stessi musulmani, cosa che viene fatta, è una delle pratiche che noi condanniamo, ma in toto, perché insomma la pensiamo così. E è chiaro che noi abbiamo tutta una serie di dubbi legati a una cultura islamica radicale, ed è quella che noi combattiamo come cultura, perché la vediamo anni luce distante da quelli che sono i nostri stili di vita e quelli che vogliamo per i nostri figli, per il nostro stesso futuro. Questo è ciò che è, questa è la nostra posizione sull'Islam. Certo, non è... Lei teme che diciamo, questo sfruttamento nei confronti di chi non ha magari il permesso di soggiorno sia solamente, come dire, criminalità pura, o magari ci possono essere anche poi delle finalità di tipo eversivo dietro, di raccolta di soldi, non solamente ci sono delle indagini note al pubblico, altre che sono ancora sicuramente non note, ma che dicono proprio questo: dietro lo sfruttamento poi c'è anche il ricatto di far del male a chi è a casa, oppure di barattare la vita di chi è a casa in cambio di qualcosa qui. C'è ancora un fattore più subdolo che si chiama lavaggio del cervello, ed è quello di dire che poi si viene qui per far vedere quanto cattivi siamo e inviare qualcuno lì. Su questo, ripeto, c'è una bibliografia abbastanza importante e credo che i cittadini debbano sapere che dietro a queste forme di sfruttamento poi c'è anche il pericolo che si innestino delle cellule, così come avevamo imparato a conoscerle dopo gli attacchi l'11 settembre. Questo è il pensiero della Lega: combattere questo tipo di impostazione delle altre culture rispetto alla nostra. Parliamo invece di un'altra festa, quella dei popoli padani, perché a quanto si legge oggi in un lancio dell'agenzia sembra che insomma non ci sia quest'anno, no? Che quest'anno non si terrà appunto a settembre il raduno che si teneva dal 1996. Lo ha detto il segretario veneto del Carroccio Flavio Tosi, il quale ha detto non si farà, però ci sarà un grande raduno in Veneto comunque nelle prossime settimane. Si sa già dove? È stata già scelta la sede e la giornata? No, da quello che mi risulta no. Noi avremo un nazionale lunedì mattina in cui discuteremo di questo. Ci sarà un direttivo federale sempre lunedì ma al pomeriggio, e quindi sicuramente parleremo di questo. Di fatto quello che a noi interessa di più è ricostruire la Lega sulla base di principi solidi e riprendere le nostre battaglie dopo le questioni che conoscete. L'anno successivo. Sì, non credo che la festa tradizionale di settembre della Lega Nord, che era un appuntamento politico, non è che si andava lì a mangiare e bere, si andava a definire quella che sarebbe stata la battaglia d'autunno e d'inverno della Lega Nord, quindi a sentire quelli che erano le proposte dei nostri leader. Verrà sicuramente riproposta, però quest'anno credo che la cosa più importante da fare, visto la questione economica, è da una parte politicamente ritornare in mezzo alla gente, parlare con la gente, per la gente, dall'altra definire le strategie politiche coinvolgendo anche altri esponenti di altri partiti piuttosto che la società produttiva e così via, cosa che verrà fatta e che è già stata annunciata a livello federale. Bene, io ringrazio Emanuele Prataviera, passiamo a parlare